Una bambina di soli 16 mesi è caduta dalle scale di un condominio al primo piano di un edificio di via Perosi all'Arcella, a Rione San Lorenzo. La bambina è caduta direttamente giù, nell'atrio delle scale. Pare che mentre la madre stava chiudendo la porta di casa si sia infilata tra le stecche della ringhiera, precipitando nel vuoto da un'altezza di oltre 3 metri. La caduta è stata tremenda e la piccolina ha riportato gravi lesioni. Il racconto di una vicina. Ho sentito la sua mamma, la mamma di bambina stava piangendo. E quando ho aperto la porta ho visto vestiti della bimba giù. La piccola è stata portata subito al pronto soccorso pediatrico ed è ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata. Per 24 ore rimarrà in sedazione indotta. Saranno le TAC ad accertare eventuali lesioni. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. La madre e il padre, la bimba è figlia unica, sono stranieri e vivono in Italia da diversi anni. Posso dire che è una famiglia perfetta, una famiglia modello che sempre con la bambina non lasciavano mai, non so come è mai successo, sempre tutti e tre insieme, o il papà con bambina o la mamma con la bambina, sempre erano tutti, hanno accudito questa bambina come una pianta dal vaso, diciamo così.